Bene, buon pomeriggio, spero che vi sentiate bene, possiate seguire comodamente questa lezione. Buon pomeriggio anche a chi ci segue da casa tramite Google Meet. Oggi abbiamo attivato anche la diretta Facebook, speriamo che vada tutto bene. Il problema potrebbe essere quello di internet, ma dovrebbe essere buono, quindi no, qui ci stiamo riuscendo. Quindi. Dunque, ringrazio sicuramente l'amministrazione, grazie al signor Sindaco qui presente, grazie Assessore Uliana, ci state veramente aiutando tantissimo in questi tempi poi difficili di Covid. Speriamo di riuscire a finire questa rassegna sulla storia di Vittorio Veneto. Oggi le lezioni sono tre sulla diocesi. Parlerà Giovanni Tomasi, la diocesi di Ceneda dalle origini al Settecento, parlerà la dottoressa Silvia Bevilacqua, storia dell'arte sacra, e parlerà l'architetto Sergio Denardi qui alla mia sinistra con edifici monumentali. Devo darvi le regole anti-Covid, ahimè, chi le ha già sentite, le risentirà. Allora vi hanno chiesto all'ingresso la firma, il nome, il numero di telefono e bisogna averlo perché bisogna tenere per 15 giorni i nomi di chi era presente oggi. Utilizzo del gel lavamani, tenere la mascherina, non spostare le sedie. A lezioni finite non possiamo andare tutti a congratularci con i relatori perché questo da tre persone insieme significano assembramento, per cui bisogna piano piano sfilare uno dietro l'altro mantenendo 1 metro minimo di distanza dalla persona che ci precede. Fine delle comunicazioni anti-Covid. Per le persone che vogliono iscriversi fino a dicembre è sufficiente che quando confermano lo IAT dicano che vogliono seguire il corso fino a dicembre, fermo restando che gruppi come l'università, come il CIF, come altre persone che sono già state confermate o che hanno già detto che sono confermate, quelle non serve che si confermino per le prossime lezioni. Se invece non potete partecipare a una delle lezioni di qui a dicembre, siate così cortesi di telefonare allo IAT e di lasciare il posto libero, perché per esempio la volta scorsa c'erano delle persone che non hanno potuto partecipare perché sembrava tutto pieno, poi invece qualche posto c'era, quindi siamo gentili verso gli altri. Bene, allora io presento Giovanni Tomasi e poi passo la parola. Laureato in medicina e chirurgia, ricercatore negli archivi e sul campo, si occupa di linguistica, etnografia, storia dell'arte, con all'attivo 20 monografie e 70 articoli, fra cui parecchi su riviste specializzate. L'area di interesse immediato è il Veneto settentrionale e dintorni. Bene, io adesso passo la parola a Giovanni Tomasi e mando le slide. Su tutti e due. Va bene, grazie. Vi faccio molto brevemente un tentativo di storia della diocesi. Tenete presente che è un'impresa disperata per la totale mancanza di documentazione anteriore al XII secolo, cioè gli archivi locali non hanno documenti anteriori a tal data e anche per il 200 è scarsissimo e quindi si fa quello che si può. Allora, per quando sia arrivato il cristianesimo in zona, non è dato di sapere, ma i 3 editti di Teodosio del 380-392 hanno imposto la chiusura del culto pubblico della vecchia religione romana. Non si potevano quindi più andare nei templi, non ci si poteva sentire dei sacerdoti, al massimo potevi farlo a casa tua. Questo comportò che in brevissimo tempo tutti diventarono cristiani, volenti o nolenti, naturalmente. E a questo proposito, la chiesa più antica che finora è stata trovata nella nostra diocesi è stata trovata proprio a Ceneda e sono state trovate le fondazioni e è stata ricostruita, eccola qua.
È una chiesa della seconda metà del IV secolo, si trova sul colle che noi oggi chiamiamo di San Rocco. Questa è una ricostruzione assonometrica in base alle fondazioni e è di epoca gota. Non sappiamo il titolo, ma tenete presente che il colle che noi chiamiamo di San Rocco, dove c'è la chiesa di San Rocco, in effetti si è sempre chiamato il colle di Sant'Eliseo, e per cui è solo dal 500 che si abbinano i due santi e poi diventa solo San Rocco e Sant'Eliseo passano nel dimenticatoio. Per cui potrebbe essere benissimo il titolo anche di questa chiesa. Vicino a questa chiesa è stata ritrovata un'altra chiesa, vicino vuol dire a pochi metri di distanza, una seconda chiesa di un secolo dopo, cioè della metà del VI, in epoca probabilmente bizantina, che non si sa se sia un'altra chiesa in uno spazio piccolissimo oppure la ricostruzione più in grande di questa chiesa qui. Sempre in diocesi, sempre dello stesso periodo, abbiamo una chiesa della metà del VI secolo anche a Mel, la chiesa di San Pietro, di cui sono state ritrovate e datate le fondazioni, e sempre a Mel, a Castelvint, che è di fronte a Zumelle, esisteva una chiesa della seconda metà del VI secolo, al cui interno è stato sepolto un nobile longobardo della prima invasione, del 570 o poco posteriore. Queste sono, allo stato attuale degli studi, le chiese più antiche. Per quanto riguarda invece la diocesi, possiamo andare avanti. Ecco, in questa chiesa di San Rocco che vi ho appena fatto vedere, quella attuale, diciamo che è stata costruita fra il 1830 e il 1840, sopra la porta principale di entrata esisteva questa lastra scolpita, che è uno splendido e eccezionale esempio di Pluteo, questo è il termine tecnico, datato fra la seconda metà del V e la seconda metà del VI circa, diciamo nel 600, quindi anteriore all'arrivo di San Tiziano, quindi anteriore anche alla chiesa di Santa Maria che diventasse cattedrale. Non si sa da dove provenga, cioè era lì, quindi potrebbe anche essere stata della chiesa di San Rocco, come poteva essere più facilmente un recupero proveniente dalla cattedrale, per esempio. È lunga 92 cm e spessa 6, e chi ha voglia di vedersela è al Museo del Genelese. Era sopra la porta, il terremoto del 1873 l'ha fatta cadere, per cui è stata spezzata, ma è stata fortunatamente ricostituita, e insomma, per vedere una cosa del genere dovete andare a Cividale. Questo o è un muretto che circondava il fonte battesimale, che allora era immersione, oppure era un Pluteo della balaustra del transetto che separava l'officiante dai fedeli che assistevano alla messa. È scolpita su due lati, quindi per forza di cose deve essere vista da tutte e due le parti. E questo è un pezzo notevolissimo. Andiamo avanti. Le origini della diocesi. Le origini della diocesi sono ignote come tutto il resto, e nel senso che il Placido di Liutprando, che delinea con una certa precisione una datazione per la diocesi di Ceneda, non ci è arrivato in originale, l'originale sarebbe stato del 743, ma in una copia dell'XI secolo conservata all'Archivio di Stato di Venezia, e non si sa da dove venga. Il Placido racconta un lungo contenzioso fra i duchi e i vescovi di Ceneda e il patriarca di Aquileia. Sono nominati complessivamente 3 duchi successivi di Ceneda e i 2 primi vescovi. Al primo, Valentiniano, re Liutprando aveva concesso la fondazione della diocesi su domanda del duca. Il secondo, Massimo, è quello che lui approva dopo che è morto Valentiniano. Tutti gli studiosi si sono rotti la testa su questo documento, per alcuni è falso, per alcuni è tutto vero, per altri è interpolato.
Senza scendere su questo farraginoso complesso di ipotesi, vanno ricordate due cose. Il primo vescovo valentiniano, che sarebbe stato quindi vescovo diciamo verso il 720, il Prando comincia a regnare nel 712, è noto solo per questo documento, ma nel 1780 negli scavi della cattedrale, per costruire la cattedrale nuova, per allargarla, è stato ritrovato un sepolcro di un vescovo valentiniano. Tenete presente che questo documento, quello di Venezia, è stato pubblicato nel 1871, quindi era totalmente sconosciuto prima, e questa, se vogliamo, è una controprova della possibilità che sia vero quello che dice, almeno in parte, il documento del 743. E comunque quello che narra è verosimile, nel senso che i Longobardi, quando occupano definitivamente Oderzo nel 668 circa, è molto facile che l'allora duca di Ceneda si sia portato a Ceneda le spoglie, le reliquie più importanti di quella chiesa, cioè del vescovo Tiziano, e le abbia portate a Ceneda per onorare la capitale del proprio ducato, e qualche suo successore abbia chiesto l'istituzione di una diocesi proprio perché avevano una chiesa con delle reliquie così importanti. Andiamo avanti. Adesso vediamo qual è il potere temporale dei vescovi di Ceneda. I vescovi di Ceneda si sono sempre qualificati episcopus cenetensis et comes. Come diceva Dario Canziano, il professor Canziano 2 settimane fa, in tutto l'Italia settentrionale praticamente di vescovi conti veri ce ne sono solo due. Uno è il patriarca di Aquileia, che comandava su uno stato che era la patria del Friuli, e l'altro è il vescovo di Trento, che comandava più o meno sul Trentino. Sopra c'era Bressanone, che aveva un altro vescovo conte, ma lì siamo già in area germanica. Quindi tutti gli altri si arrogano il diritto di essere conti, ma in effetti erano conti e avevano poteri comitali solo sugli uomini che abitavano i terreni che erano stati lasciati per varie donazioni. Qui vedete più o meno le prime donazioni ai vescovi. La prima donazione in assoluto è del 908 d.C. Berengario, re d'Italia, dona al vescovo Ricpal di Ceneda il porto di Settimo e le selve di Gaia e di Ghirano. Ora, il porto di Settimo è sulla Livenza e Settimo è una frazione circa 1 chilometro a nord di Porto Buffolè. E le selve di Gaia e di Ghirano oggi sono in comune di Prata di Pordenone, quindi sono in Friuli. Questa è la prima donazione nota del 908. Successivamente Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero, dona al vescovo Sigihard i beni demaniali, o regi per dir si voglia, che si trovano all'interno di un territorio che ha per apici Tovena da una parte, la chiesa di San Floriano di Fadalto a nord, il comune di Colle Umberto a sud e la zona delle piscine di Conegliano a sud, anche quello. All'interno di questo poligono irregolare vengono ceduti al vescovo tutti i diritti sui beni demaniali, che noi non sappiamo quali siano. Sicuramente, penso io, ma ipotesi mia, vengono regalati i pascoli montani, perché poi apparterranno sempre al vescovo, diciamo dal fine del 200 in avanti. I pascoli montani a noi fanno ridere oggi, ma per loro era importantissimo perché l'allevamento poteva essere solo con la monticazione estiva sia dei bovini che degli ovini, quindi per loro avevano un'importanza reale. Venivano di solito affittati. Cosa gli abbia regalato? Ancora non lo sappiamo, senz'altro ci sarà stato qualche altro bene demaniale, ma non abbiamo idea.
Successivamente compare di proprietà del vescovo quella che viene chiamata la Gastaldia di Porto-Buffolè, che è quel territorio quadrettato che vedete vicino a Settimo. Corrisponde più o meno al comune di Porto-Buffolè, a una buona parte dei comuni di Fontanelle e di Mansuè. Questa Gastaldia apparterrà ai vescovi fino al 1307. E lì la cosa più importante ovviamente era il porto di Porto-Buffolè, perché era l'ultimo porto dove barche di grosso carico potessero risalire la Livenza, e quindi veniva affittato di solito a Venezia, ovviamente, che aveva tutti gli interessi a tutelare le vie d'acqua verso l'entroterra veneto. Probabilmente erano di proprietà cenedese anche il territorio a nord di Settimo, perché quello è il territorio dei conti Porcia. I conti Porcia sono gli avogari dei vescovi, e quindi ricevevano dai vescovi, per esempio, loro hanno la possibilità di incassare il 40° di dazio su tutte le barche che arrivano al porto di Brugnera, diciamo, e che è un porto minore perché la stazza delle barche doveva essere più bassa rispetto al porto Buffolè. Questo è più o meno quello che sappiamo sui beni territoriali del vescovo, e vedete sono tutti piuttosto lontani da Ceneda, sono a sud. A Ceneda noi non sappiamo che cosa avesse il vescovo, quindi i poteri comitali sono solo sui beni reali o sugli uomini che abitavano questi beni. Non era un grande territorio, cioè non è come il Friuli o come il Trentino. Questa abbiamo già sentito 2 settimane fa, anzi anche lo diceva, Ceneda ha il problema che non è sorta in una città, la diocesi, e come tale è molto debole, e molto deboli saranno anche i loro duchi in epoca longobarda o conti in epoca franca o in epoca imperiale. Quindi manca un potere politico forte che difenda il vescovo, oppure che il vescovo sia in grado, perché ha un grande territorio, di difendersi da solo. Questo comporterà che il territorio della diocesi cenedese sia preda dei confinanti. Andiamo avanti. Le occupazioni del territorio cenedese da parte dei confinanti cominciano alla fine del X secolo con Giovanni vescovo di Belluno, che si trova a far parte dell'impero, il Sacro Romano Impero. In quel momento c'è il Sacro Romano Impero in guerra con Venezia, e quindi il vescovo Giovanni è una longa manus dell'imperatore. Arriverà a occupare tutto il territorio cenedese e si fermerà a Stafolo. Stafolo è vicino alla Torre di Mosto, tanto per dire, cioè arriva fino alle lagune. Dopodiché Venezia e l'imperatore fanno la pace, e quindi il vescovo Giovanni deve retrocedere, ma in cambio avrà qualcosa. Quindi avrà il potere temporale, cioè la giurisdizione sulla zona di Oderzo, sulla zona di Pieve di Soligo e sulla zona di Fregona, e in più ha il potere spirituale, cioè elegge lui i preti della zona di Oderzo. Come vedete buona parte della diocesi non è sua. Poi a partire dal 1074 il patriarca di Aquileia si fa consegnare dal vescovo la Pieve di San Cassiano e l'odierno Cordignano Caneva, la Pieve di San Fior, che comprende anche San Vendemiano, Orsago, Godega, la Pieve di San Polo di Piave, con il paesino di Rai di San Polo di Piave e di San Remedio, che è vicino a San Donato di Piave. Quindi tutta la parte centro-sud della diocesi è o sotto il potere spirituale del patriarca di Aquileia, o sotto il potere temporale del patriarca di Aquileia, il quale, vedete nella parte bassa, deborda anche ampiamente nella provincia, nella diocesi di Treviso, nella zona di Pero, Monastier. Quelli sono tutti beni patriarchini. Anche Moniego a nord di Treviso è un bene patriarchino. La cosa non stupisca, il patriarca di Aquileia aveva parecchie chiese anche a Verona e a Cremona, quindi era non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista spirituale veramente un grande
territorio era sotto di lui. Questo vi fa vedere l'occupazione del territorio da parte di altri enti. Tenete presente che alla fine per fare un esempio, alla fine del 500 in diocesi c'erano 410 chiese, di queste 160 non erano del vescovo di Ceneda, nel senso che la collazione del beneficio, cioè il prete, non veniva immesso dal vescovo, bensì da altri. Per la precisione 55 sono di enti monastici, specialmente Vidor, Follina e Busco, altre 55 sono di altre diocesi. Abbiamo visto Aquileia ne ha 30 chiese, Grado ne ha 12, quindi abbastanza, e 9 ne ha la diocesi di Belluno e 3 la diocesi di Betlemme. È una stranezza, ma il che vuol dire che erano chiese private di qualcuno di molto potente da potersi permettere la proprietà, le avrà costruite lui magari, o sorgevano sulle sue proprietà, di 3 chiese, e lui, pro amore Dei, dona al vescovo di Betlemme. Il vescovo di Betlemme è una fondazione nuova, e dopo la prima crociata verso 1130 che viene fondato, e tutti quelli che sono i grandi signori donano per la difesa del Sacro Sepolcro, quindi anche per Betlemme, terre. Le nostre chiese che sono state donate sono la chiesa di Santa Maria di Campolongo, che è a sud di Conegliano, e le 2 chiese di Fadalto, cioè San Biagio e San Floriano di Fadalto, e quindi anche nel nostro territorio. E poi ci sono tutte le chiese che sono proprietà di privati, da Camino in testa, ma molti altri, e poi anche i consigli comunali, cioè le comunità, sono proprietari di chiese. Quindi vedete, la frammentazione è una diocesi posta in una zona cruciale, perché qui c'è l'attraversamento che, diciamo, dalla pianura padana va verso i paesi slavi e l'Austria, e anche per il traffico che da Treviso, Venezia, quindi va verso i paesi tedeschi. Quindi la nostra zona è cruciale anche dal punto di vista geopolitico. Questo spiega questa faccenda. Andiamo avanti. Ecco, sarà solo col 1340 circa che si forma uno stato vescovile cenedese. Per la precisione, alla fine del 200 cominciano gli acquisti da parte dei vescovi di beni in zona. Per esempio, verso 1280 vengono comprati dai vescovi cenedesi una quota parte del castello di San Martino, che non apparteneva a loro, apparteneva a una grande famiglia feudale molto importante della torre di San Martino, proprio perché abitavano là. E comprano anche nell'occasione comprano anche la sesta parte del paese di Revine. Poi nel 1307, come dicevo prima, il vescovo Francesco Arpone scambia con Tolberto da Camino il vescovo dalla Gastaldia di Porto Buffolè, e in cambio i caminesi gli danno la Gastaldia di Tarzo, cominciando a accorpare i territori. Con il 1345 il vescovo Francesco Ramponi, dopo una serie di fraudolenti e taciti accordi con la Repubblica di Venezia, si costituisce il suo Stato. Il suo Stato è questo: Ceneda con le frazioni di Ceneda, i villaggi cioè di San Lorenzo, San Giacomo di Veglia, Carpesica e Cozzuolo, Tarzo con le sue regole, Tarzo, Alfanta e Corbanese, e Revine in più è proprietario dei Monti Pascolini che vi dicevo prima. Questo è uno staterello di 53 km quadrati. Per fare un esempio, la Repubblica di San Marino è 60 km quadrati, quindi siamo su quelle dimensioni lì. Il vescovo non risponde al doge, risponde al Papa. Quindi è un enclave, uno staterello, una situazione ibrida e molto difficile, che durerà 4 secoli abbondanti, perché dal 1340 circa fino al 1768, quando la Repubblica di Venezia casserà questa situazione e quindi ingloba
territorio vescovile. Vi faccio è la seconda volta che lo dico, ma non lo dice mai nessuno, non ci fa mai caso a nessuno, quindi mi permetto di dirlo un'altra volta. A Vittorio Veneto inizia l'espansione territoriale di Venezia sulla terraferma, perché il primo centro di una certa importanza che Venezia avrà è nel 1337 Serravalle. Chiude anche questo lungo processo con l'occupazione veneziana di Ceneda, quindi a Vittorio Veneto inizia e finisce l'espansione territoriale di Venezia sulla terraferma veneta, non solo veneta, perché Venezia, lo sapete benissimo, va dall'Adda, cioè da Bergamo Crema, fino a Monfalcone. Questa è la terraferma. Ecco, questo è lo Stato che si trova a gestire il vescovo. Andiamo avanti. Vi dicevo prima che c'è una totale mancanza di documenti, ma c'è anche una totale mancanza di libri liturgici, cioè non ce ne sono di antichi. Il più antico che abbiamo è questo frammento, perché è un frammento, di una Bibbia, è un Nuovo Testamento perché è una lettera di San Paolo, è l'unica cosa che ci resta di una Bibbia dell'epoca, ma dalla P che vedete lì, immaginatevi che libro doveva essere, che ricchezza doveva avere chi l'ha comprato. È stato datato all'XI secolo, cioè poco dopo il 1000. Andiamo avanti. Questa è una pagina di una Bibbia che si trova qui a Ceneda. La Bibbia è completa e è stata scritta nel 200. Ma l'amanuense che l'ha scritta ha ricavato sono i 4 evangelisti, quelli che vedete, ha ricavato 2 di questi 4 evangelisti da un precedente documento. Era molto bello e probabilmente anche molto rovinato. Lui ha ritagliato le figurine di San Marco in alto e di San Matteo in basso e sono state cucite in questa nuova Bibbia. Queste 2 figure dovrebbero essere anch'esse dell'XI secolo. È un vero peccato che non ci sia il vescovo, perché gli avrei detto che sarebbe meglio che li mandasse a studiare a far studiare questi documenti, perché sono veramente di importanza capitale, non solo per noi, ma anche per la storia dell'arte, visto il valore di queste miniature e la rarità di queste miniature nella nostra zona. Andiamo avanti. Sarò brevissimo perché mi dicono che mi manca 5 minuti. Questi sono i 3 santi principali, unici anche della nostra diocesi. Sono San Floriano, protettore degli animali domestici, in particolare dei bovini. Vedete che dalla chiave a San Tiziano, che ha il libro San Tiziano Confessore, dietro c'è Sant'Augusta con i suoi simboli. Allora, San Floriano è un vescovo solo per noi e per una parte della diocesi di Pordenone, nel senso che non esiste nel calendario liturgico né locale né universale, quindi non è un santo. San Tiziano è santo per noi e anche per il calendario internazionale, universale, ma nessuno sa perché sia santo, non si sa neanche quando sia vissuto di preciso. Ci sono i miracoli del suo ritorno a Ceneda, cioè dell'arrivo a Ceneda controcorrente sulla Livenza, della guarigione dell'ossessa a Ceneda, il trasporto delle sue reliquie dai Pontavai fino in cattedrale, che è un evento miracoloso anche quello, però non si sa niente. Di Sant'Augusta è stata inserita nel calendario ecclesiastico solo nel 1754, il culto è approvato solo nel 1750, quindi è una santa locale solo di Serravalle. Andiamo avanti. Ecco, questo è San Floriano, è un affresco della Pieve di Feletto del 200. Andiamo avanti. Questo è San Tiziano, San Tiziano lo vedete nella croce astile della cattedrale, San Tiziano Confessore, dietro c'è il Cristo, è una croce gotica e quindi probabilmente del 400. Velocissimamente volevo parlarvi anche della situazione di Vittorio Veneto, andiamo avanti, che Vittorio Veneto dal punto di vista religioso è diviso in 3 parti, Ceneda, Serravalle e Formeniga.
Questa è Ceneda in una situazione medievale, vediamo la cattedrale, la loggia, la chiesa di San Marco che era dove c'è l'attuale biblioteca, e il numero 3 è il Palazzo del Vescovile. Il vescovo ha sempre abitato lì e San Marco è la chiesa del vescovo. Sopra c'è la chiesa di San Pietro e Cavertino, il numero 2 sono le colonneghe, cioè dove abitavano i canonici della cattedrale. Come vedete, allora come oggi, la piazza di Ceneda era il centro del potere sia ecclesiastico che temporale, perché c'era la comunità anche allora. Tutto il territorio cenedese non era amministrato dal vescovo, bensì dal capitolo dei canonici. Il capitolo dei canonici di Ceneda quindi esprimeva l'arcidiacono, che era un canonico, e esprimeva anche tutti i preti che andavano nelle chiese di San Lorenzo, di Carpesca, di San Giacomo di Veglia, di Ogliano e Scomigo, che oggi fanno parte di Conegliano. Giro velocissimo. La seconda è la pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, la seconda dei 3 settori è la pieve di Sant'Andrea di Bigonzo. Questo è il fonte battesimale della pieve, come vedete un bellissimo pezzo, secondo me del 1303, e questa pieve di Sant'Andrea di Bigonzo comprendeva non solo Serravalle e tutta la Valle Apisina, ma anche Revine e Anzano, e per cui la pieve di Sant'Andrea di Bigonzo si trova proprio al centro di questo territorio che va da Anzano a Revine. Non sappiamo quando sia stata fondata, ma alla fine del XII secolo esisteva già. E naturalmente, come tutti sapete, Serravalle è figlia di Ceneda. Vado avanti e finisco. Qui siamo a Formeniga. Formeniga non faceva parte né di Ceneda né di Serravalle, bensì era scritta alla pieve di Feletto, cioè tutto andava fatto a pieve di Feletto, i battesimi venivano fatti lì e tutto veniva fatto lì. Sarà solo molto più tardi che Formeniga passerà dal distretto di Conegliano, sotto il quale c'era la pieve di Feletto, alla Gastaldia di Serravalle, ma sarà molto più tardi. Questo è un pezzo praticamente inedito, ignoto totalmente, appartiene alla chiesa di Formeniga, San Pancrazio. La chiesa è rovinata per il terremoto del 1873, hanno salvato alcune cose, fra l'altro questo angolare in cui non si legge quasi niente se non la data, anno domini 1212, data almeno che vuol dire che qualcuno ha speso dei soldi in quel momento per quella chiesa. Naturalmente, siccome è dedicata a San Pancrazio Papa, è piuttosto antica. Io avrei finito perché non è facile sintetizzare in mezz'ora tutto. Grazie. Presento la dottoressa Silvia Bevilacqua, nel frattempo si sta organizzando no, ci sono. No, questa la 200. Bene, allora la dottoressa Silvia Bevilacqua, insegnante di storia dell'arte al liceo classico Marconi di Conegliano. I suoi interessi si dividono tra l'arte sacra e la Grande Guerra. È membro della Commissione diocesana per l'arte sacra e referente per l'archivio diocesano dei beni culturali ecclesiastici.
È socio fondatore dell'Associazione Culturale Sintesi e Cultura, che da 20 anni si occupa anche dei servizi museali, in particolare del Museo della Battaglia. Ok, allora, l'argomento che mi è stato proposto è parlarvi della pittura dell'arte dal 200 al 400, in particolare dell'arte sacra. È un percorso a tappe, questa è la prima tappa, poi fra un mese ci sarà una tappa fatta dall'assessore Ugliana e un altro pezzettino fatto da me che ci alterniamo, quindi è un primo inizio. Io mi scuso perché vedendovi siete un pubblico competente, però alcune precisazioni, perché questo corso voleva essere un invito un po' a tutti a entrare nel merito della materia. Allora, alcune piccole precisazioni, cioè l'arte è un linguaggio, come tanti altri linguaggi, evolve, cambia, e come tutti i linguaggi, la musica, la letteratura, la danza, eccetera, ha un suo codice specifico e in più è penalizzato rispetto a un brano musicale, a una poesia, a, diciamo, l'ingiuria del tempo, no? Decade, si trasforma, eccetera. Una poesia, quando noi troviamo un pezzo anche molto antico, quello è così, resta, no? E cosa esprime questo linguaggio? Beh, il gusto, il pensiero della cultura di quel tempo, ok? E quindi fatta della storia, ma anche dell'idea della bellezza, dell'idea della memoria, di quello che si vuole trasmettere, no? del proprio tempo, che è fatto di tanti ingredienti, anche delle strade, delle variazioni politiche, degli schieramenti che nei tempi si susseguono. L'arte io la immagino come una stratificazione, no? Come geologica, che va a schiacciare qualcosa ma lascia emergere qualcos'altro, lascia sopravvivere da un'epoca all'altra. È chiaro che quando noi entriamo nella cattedrale o a Sant'Andrea vediamo tutti questi strati. La difficoltà un po' che si cerca di fare con questi tipi di interventi è proprio di andare a selezionare un po' secolo per secolo quello che è rimasto. L'arte è già stato perfettamente precisato anche nell'intervento precedente, arte maggiore e arti minori. Abbiamo una classificazione, no, che ci viene da un'impostazione filosofica molto antica, però adesso credo che per noi parlare di oreficeria o di miniatura o di altre opere che utilizzano materiali considerati minori perché in fondo più adatti a una riproducibilità non abbia più senso, e quindi adesso insomma abbiamo capito che l'arte maggiore si nutre anche delle esperienze dell'arte minore, quindi dobbiamo mettere insieme. Arte sacra, una precisazione: quando si parla di arte sacra, quando io parlo in queste situazioni di arte sacra, non parlo di oggetti che hanno un potere taumaturgico, di guarigione, di reliquie che hanno per le loro vicende ed essere stati a contatto con delle proprietà particolari importanti, perché hanno fatto parte e forse fanno ancora parte della nostra cultura. Per l'arte sacra si intende un'arte che abbia nei soggetti, nell'utilizzo, nella collocazione un legame con la religione, ok? Quindi la scelta di immagine, il fatto che sia utilizzato per i riti o che si trovi all'interno di una chiesa, perché somma queste due ragioni. L'arte sacra non è uno stile, l'arte sacra del cattolicesimo, la nostra arte sacra segue, o forse ha impresso, no? Il percorso dell'arte sacra, dell'arte così più universale, quindi non esiste un'arte sacra del cattolicesimo, ma esiste un'arte a soggetto sacro, utilizzo sacro, collocazione sacra, gotica, romanica, barocca e così via. Questa è una precisazione, così alcune cose che credo per la maggior parte di voi siano chiare, però insomma mi sembrava corretto così perdere 2 minuti per questo. Allora, il 200 è fatto di tracce che sono a volte difficili un po' da scovare nei palinsesti, no? Nelle sovrapposizioni della vita continua che i luoghi di culto hanno avuto. Noi nelle nostre case aggiorniamo, così i luoghi di culto sono stati aggiornati. Perché? Perché è un linguaggio e il linguaggio deve essere aggiornato. La cosa molto bella è che le tracce sono piccole in ogni luogo, no? Che potremo visitare qua nel territorio, però insieme formano una rete che ci dice che erano diffuse.
La scelta di partenza qui è di parlare della chiesa di San Giorgio di Manzana, questa chiesa che forse molti conoscono e forse tanti altri no, nel senso che sfugge un po' alla conoscenza. Il primo documento è del 1345, ovviamente è stato segnalato nel libro dalla fonte in cui tutti ci andiamo a pescare, che è il libro della storia di Ceneda di Giovanni Tomasi. Però al di là di questo documento, no, la storia dell'arte sì, deve basarsi sui documenti, però poi le cose bisogna anche andarle a vedere, e quindi la tessitura del paramento murario, come sono legati i muri, la stratificazione delle opere d'arte ci porta molto più indietro nel tempo. Come vedete, questa è la parte del catino absidale, e vedete le sovrapposizioni evidenti e anche lo stato di conservazione che al visitatore può al momento, no, dire ma qua non si vede, eccetera. Bisogna avere pazienza. Questi dipinti sono arrivati a noi da 800 anni fa e meritano la calma di essere guardati. Ad esempio, ecco questo rettangolino che vedete, questo ingrandito, è chiaro che si vede chiaramente la sovrapposizione. Ecco qui altri due frammenti della stessa epoca, vedete come questo arcangelo che pesa le anime sia sotto, la testa e il corpo siano così interrotti da una stratificazione. Andandoli poi a cercare tutti questi elementi troviamo anche secondo me dei particolari gustosi che ci permettono di capire la tecnica, e adesso non entriamo nel merito della tecnica, ma ad esempio i colori usati, la velocità, la capacità che avevano di rendere questi piedi e questi sandali con molta efficacia, no? Quindi artisti probabilmente itineranti, di cui non abbiamo evidentemente il nome, non sappiamo chi sono, ma non per questo sono meno importanti, perché io come dire, li valuto proprio nella presenza. Tutti questi piccoli frammenti diventano importanti, lo vedremo tra un attimo. Ovviamente questo è lo strato più antico, abbiamo delle porzioni successive che quindi si sono sovrapposte per questa necessità di aggiornare il messaggio. Questi molto frammentari, però si riconosce chiaramente un San Giovanni Battista e le chiavi, e quindi è un San Pietro, e ci sono. Oppure questi frammenti che ci mostrano la distanza stilistica di forma, la figura a destra, l'incarnato, la profondità degli occhi, la barba, eccetera, ci dicono di un pittore che ha conosciuto ben altri linguaggi e aggiornato al linguaggio. Questi sono i frammenti, i luoghi solo nella zona alta della diocesi, senza scendere troppo, quindi qui vicino a noi, dove ci sono tracce di 200. Allora Manzana sicuramente importante, e è stata scelta perché è la più vicina sostanzialmente a Vittorio, alla storia di Vittorio, no? Però tutti questi altri segni, da Vidor alla Mattarella, Follina, eccetera, ci dicono di un contesto molto che all'epoca doveva avere un patrimonio di affreschi duecenteschi che dimostra anche una certa omogeneità. Tra l'altro, a dimostrazione che la storia dell'arte ovviamente non è una materia ferma, morta, tutt'altro, alcune di queste tracce sono di recente scoperta, quindi si sta continuando a scoprire traccia di 200. Questi sono, non parlo del chiostro di Follina che conosciamo tutto, questi sono i frammenti duecenteschi a Follina. Questo è una parte di quello che c'è a San Pietro di Feletto, insomma, no? Questo è la chiesa dei Broli a Farra di Soligo, recentemente scoperte. Questi sono sempre i Broli, sono i soldati che sotto il sepolcro di Cristo, questi sono i piedini di Cristo con tanto di ciabattina, con il giglio, dormono e non si accorgono dell'evento, no? E questo è a Pianzano, a Godega, no? E quindi un territorio molto ampio. Passiamo al 300 perché il tempo corre. Il mio obiettivo è di farvi venire voglia di andare poi a vedere tutte queste cose nel territorio, perché un corso ha senso. Il 300 ci sono ancora tracce, la presenza nel nostro territorio di opere del 300
non può essere paragonata a grandi centri italiani, insomma, però quello che abbiamo è poco ma è di straordinaria qualità, il che ci fa supporre quanto poteva essere di qualità anche quello che abbiamo perso. Entriamo nella pieve di Sant'Andrea, che è già stata citata, e questo crocifisso qui in fondo, che ha avuto tutta una vicenda perché è stato riportato alla fine degli anni 50 dalla soffitta della chiesa di Santa Maria Nova, portato a Sant'Andrea, quasi a concludere delle dispute molto lunghe tra queste due chiese che si contendevano un primato sul territorio. Si narra che sia stato trasportato con carriola e chirichetti in modo molto rustico, diremmo. Ecco, questo è un crocifisso che è stato poi appeso dagli anni 50, alla fine degli anni 50, nella parete di fondo del presbiterio di Sant'Andrea, e è rimasto lì, finché non passa lo storico dell'arte che è studioso dei crocifissi gotici e trecenteschi in Europa e ha la capacità, le competenze per cogliere il fatto che questo è un pezzo del 1330-1340, quel periodo lì, è un crocifisso gotico doloroso, la cui manifattura non è in alcun modo ascrivibile a un artigiano, un artista ovviamente del territorio, ma è confrontabile con la grande scultura gotica italiana, veneziana, il crocifisso di Chioggia, insomma luoghi importanti. Cosa esprime? Cosa è cambiato? Dagli elementi duecenteschi che ci parlavano di santi, no, per quanto frammentario, abbiamo visto, no, molto, molto concreti, molto vicini alla gente, no, che aveva bisogno di questo tipo di approccio. Qui siamo nel contesto di quel gotico doloroso, di gusto di origine tedesca, che ha bisogno di manifestare molto il dolore, utile ai predicatori domenicani e poi francescani, che riuscivano davvero a drammatizzare, no, il momento della passione, di ripeterlo nel corso dell'anno, e si affidavano a immagini come questa. Dovete anche immaginare che la croce, e qui è anche molto scura per cui non impatta, ma doveva essere una di quelle croci a Y, che quindi con quelle si chiamano dell'arbor vitae, quindi con come fosse di legno con i rami tagliati, no? Che quindi rendeva ancora più naturalistico il tutto, e questa ipotesi che possa essere rifatta magari una struttura chiaramente moderna che dichiari la sua modernità per accompagnare questo crocifisso sarebbe probabilmente una gran bella cosa. L'altro elemento ovviamente di Trecento è il monumento caminese, chiesa di Santa Giustina. Questo credo, come anche il crocifisso, ma insomma lasciatemi così essere più espansiva per questo oggetto, dovrebbe essere, come dire, il punto di partenza di qualunque visita. Qualunque nostro parente arrivasse, dovremmo portarlo qui a vedere questo, che è un pezzo fondamentale. La coscienza di questo, parlarne adesso a voi e a tanta gente, è proprio nel senso di renderci consapevoli di quello che abbiamo, perché poi questo deve essere valorizzato in un modo diverso. Vi ho messo queste due immagini, quella a destra è così com'è oggi e quella a sinistra così com'era, diciamo, fino agli anni 50, quando era addossato alla parete. Questo per testimoniare proprio anche le trasformazioni che ha avuto. Noi siamo lo immaginiamo, lo vediamo così come a destra, ma in realtà non siamo assolutamente sicuri che tutti i pezzi siano pertinenti a questo monumento. Siamo nella chiesa di Santa Giustina, fondata dai Caminesi, luogo di sepoltura sì dell'ultimo Caminese, ma anche di altri Caminesi, quindi non sappiamo quale sia stato il lavoro poi nel 600, quando è stato spostato dal centro della chiesa, quanto sia onesta questa ricostruzione che adesso abbiamo. Questo non vi racconto tutto il monumento, se no stiamo qua fino a domani, ma questo è il volto, che di solito non si vede perché la posizione che ha ovviamente non ce lo permette, e questo è uno dei pezzi importanti della scultura italiana, non della scultura
di Santa Giustina, di Serravalle, di Vittorio, di Ceneda, eccetera. Queste sono le mani di Rizzardo VI da Camino. Il confronto va fatto con la grande scultura. Questa è la tomba di Enrico Scrovegni fatta da Giovanni Pisano a Padova. Andiamo alla Cappella di Scrovegni e giustamente guardiamo Giotto, ma non c'è solo questo. Oppure questo è, a mio parere, l'artista che diventa il modello per l'anonimo scultore che scolpisce il volto e il corpo di Rizzardo VI da Camino, che è Marco Romano, uno dei grandi artisti del gotico italiano, centro italiano, come Giovanni Pisano, ma che arrivano a Padova e arrivano in altre sedi del Veneto come Verona. Qui ci sono altre parti che non sono fatte dallo stesso artista. Le formelle hanno un altro linguaggio, più veneziano, la tipologia di Andriolo De Santi, insomma degli artisti che producevano queste formelle, diciamo, che un po' si montavano. Stanno facendo... Tu però, sì, ho avuto un attimo, c'è un nome solo qui. Quindi ci mostra tra l'altro le tracce di pintura, cosa rarissima, perché nel corso dell'Ottocento la follia un po' così neoclassica, no, ha ripulito, togliendo il colore a molte opere, invece questo ce l'ha ancora. Il Medioevo era molto colorato, molto anche kitsch forse per il nostro gusto. E poi la terza parte, sono partito dall'alto con le 3 fasce, la terza parte sono questi guerrieri, chiamiamoli così, ma sono coloro che accompagnano il defunto, no? Coloro che portano la bara del defunto. Come dire, gli antecedenti, il contesto culturale in cui collocare questo tipo di struttura va cercato in un territorio molto grande. Il beato, sono andata avanti, io sono Bertrando, la tomba di Bernabò Visconti al Castello Sforzesco, la tomba Portinari a Sant'Eustorgio a Milano. Quindi l'ambito culturale in cui dobbiamo collocare il nostro Malufronto non è locale, perché non ci sono possibili confronti, ma molto ampio anche al di fuori di Venezia. Questo è un particolare del Bernabò Visconti. Uno degli antecedenti secondo me importanti si trova addirittura in Svizzera, ma in una zona allora collegata al Ducato di Milano, e quindi si spiega come sia arrivato questo linguaggio, molto probabilmente, ancora una, 2, attraverso la presenza degli Scaligeri, il legame degli Scaligeri, al di là degli assetti politici, un legame dei legami politici, ma un legame dal punto di vista culturale sicuramente c'è stato. Tutto da indagare, tutto da verificare. Ci sono anche altri frammenti importanti che abbiamo sotto gli occhi da tanti secoli, ma che magari non abbiamo mai guardato. Questa statuetta di Santa Caterina che si trova a Sant'Andrea, in un contesto di scultura, di intervento scultoreo di fine 400, nel momento del rifacimento della chiesa, e anche pittorico della stessa epoca. In mezzo però c'è questo pezzo che non è assolutamente quattrocentesco e tantomeno cinquecentesco, e quindi tutto da studiare, tutto da capire, e che ha anche una qualità tecnica importante, insomma assolutamente da valutare. Vado avanti e arriviamo al 400 e divido la scultura dalla pittura. Allora, la scultura l'ho chiamata così all'insegna della varietà. Questi pezzi così importanti che abbiamo visto nel 300, nel corso del 400, forse per una prevalenza della pittura, non lo so, però non abbiamo lo stesso livello, no? Però abbiamo una grande varietà. Cioè io penso che il centro storico di Serravalle, con i suoi palazzi, con le sue facciate affrescate eccetera, però si nutre anche di quei bellissimi capitelli, di tutti quei frammenti che sono quei particolari che valorizzano, danno quel segno in più, ognuno dei quali non è un'opera d'arte straordinaria, però se non ci fosse avremmo qualcosa che manca. Questa è la tomba di Sant'Augusta e vedete, siamo nel 1450, subito dopo, rispetto al monumento caminese. Questa è un'opera molto rustica, molto semplice, le proporzioni, insomma non ci siamo, il pittore, scusate, lo scultore che ha lavorato qui non ha certamente avuto il monumento caminese o il crocifisso trecentesco come modelli.
Abbiamo scelto di soffermarci di più su questo dossale di Sant'Augusta di Giovanni Antonio di Marcador. Marcador è una località appena prima di Mel quindi un autore di ambito bellunese. Questo elemento che è un po' penalizzato, diciamo, dalla posizione, no? Perché c'è l'altare del Novecento, l'altare di Arcangelo Zanette, con, io qui l'ho tagliato per riuscire una volta tanto a vedere solo questo, no? Con le sue nicchie, con il marmo rosso di Francia, e poi questo dossale lapideo molto interessante, penalizzato anche da questa doratura, porporinatura, non so perché, lo appiattisce un po' e quindi non ci permette forse di valorizzare un'opera che avrebbe sicuramente bisogno di un restauro che ci porti alla conoscenza, insomma, di questo oggetto. Vedete, al centro c'è Sant'Augusta e poi abbiamo dunque, non vorrei sbagliare, qui c'è San Giovanni Battista, questa è Sant'Elena e questo ci parla della presenza Minucci nel territorio, e poi questa non mi ricordo più, non vorrei, aspetta che leggo che non sbagli, San Giovanni Battista, la Maddalena, scusate, è Sant'Andrea che è il titolare della pieve, anzi non vedevo qui. Bene, poi la crocifissione con la Maddalena, Maria e San Giovanni, e al di sopra c'è Dio Padre e la scena dell'Annunciazione suddivisa. Allora, qui siamo nel 1452 e mentre l'Europa, l'Italia più che altro, sta andando nettamente, è già nel pieno del Rinascimento, qui abbiamo ancora quel gusto tardogotico che c'è a Venezia e che convive con le novità che da tempo a Padova e in altri territori ci sono, perché i linguaggi in realtà convivono e sopravvivono. Questo è un aspetto importante che è caratteristico anche proprio del nostro territorio. Alcune immagini solo per farvi notare alcune opere d'arte che anche queste sotto i nostri occhi però non le notiamo. Questa è la Pietà, il Vesperbild, che si trovava nella cripta della cattedrale in un altare della famiglia Comelego, quindi insomma, immaginiamo le sue origini, alto cadorine, e che poi è stato collocato nell'altare del transetto destro e adesso è stato collocato nella cripta della cattedrale. Eccolo qui nel suo insieme. È un manufatto che per la materia che ha, questo si chiama Gustein ed è un impasto di gesso, polvere di marmo, quindi una cosa che si fa a stampo, ma poi si decora in modo anche molto, diciamo, personalizzato. Guardate alcuni particolari, la raffinatezza di questo era un oggetto neanche considerato come opera d'arte quando, insomma, nei secoli passati, ma direi che adesso è ora di valorizzarlo come tale, anche perché di Vesperbild ce ne sono tanti nel territorio, non tantissimi, però la delicatezza, la cura, la finezza che è questo non c'è, è difficile da trovare, sono di solito opere molto più grossolane, l'intensità di questo momento, no? Tra l'altro questo è il momento dell'incontro della madre con il figlio morto ai piedi della croce, che è un pezzettino della narrazione della passione che non c'è nei Vangeli, questa parte non c'è. Però è una parte che la pietà popolare, diciamo, ha inventato, ha inserito, perché se è logico che Maria fosse ai piedi della croce, ci sarà stato anche il momento di questo incontro. Passiamo oltre, sforiamo un attimo, finiamo il 400 ma con un'opera che insomma ci sta, scusate. Allora, devo a Sergio Denardi in tempi storici l'aver segnalato questa annotazione. Viene data a maestro Galeazzo Milanese per scolpire e fabbricare le immagini di Messer Sant'Tizian, qual fu messa sopra il suo altare anno 1507. Abbiamo la data, abbiamo l'autore, abbiamo la collocazione
San Tiziano sopra il suo altare. In un'altra nota che non ho messo è specificato che è stata acquistata la pietra di Pinè, quanto hanno pagato per il trasporto, eccetera. Quindi sappiamo tutto di quest'opera. Dal punto di vista archivistico, bello. Peccato che non basti, perché la ricerca d'archivio, la ricerca storica è fondamentale, ma deve andare avanti anche con l'osservazione stilistica, deve trovarsi. Allora questa intanto è un'immagine di come doveva essere la statua di San Tiziano, perché ricostruire, saperlo, ma insomma avevamo anche le foto, che fin dall'origine doveva essere messa sopra l'altare in quella posizione che a sfiorare, no? la cripta e la cripta precedente, no? Chiaramente dobbiamo guardare alla scultura pensando alla sua posizione originale, e quindi alcune imprecisioni proporzionali ci sono adesso perché ha cambiato la collocazione. Se fosse 1 metro più alta non ci sarebbero, dovremmo andare in cripta adesso, stenderci per terra per riuscire a vedere un po' meglio le proporzioni, perché adesso è stata un po' schiacciata, no? In questa nicchia che l'ha anche poco valorizzata. Però adesso vi faccio vedere un'immagine che è rara, perché è stata scattata quell'unica volta in cui la statua di San Tiziano è stata spostata dalla sua collocazione per andare alla mostra a Conegliano. E quindi vediamo la struttura, vediamo queste figure alate, testa di donna, le ali, queste code, no? che fanno da schienale, questa struttura che diventano molto importanti e il cui significato io lo propongo come ipotesi. Ovviamente ne abbiamo appena parlato, è un'ipotesi che aspetta precisazioni. Perché quest'uomo, questo santo è seduto sopra queste 2 figure? Che cosa rappresentano? Allora, le figure femminili nel Medioevo non rappresentavano il male. Queste figure mostruose, no? Che non sono né pesce né uccello né rapace né uomo, qualcosa di molto sinistro. Cosa ci può essere di molto sinistro per questo santo che non ha miracoli legati a cose così fantastiche e miracolose? Probabilmente l'ipotesi è che lui ha controllato tutte quelle che noi chiamiamo eresie, ma che sono le varie tendenze ad uscire dal seminato che ci sono sempre state nel cattolicesimo e ancora più in questi secoli, che lui placa, non uccide, non stermina, no? Le tiene sotto controllo, per cui è un santo che ha saputo reggere, no, la Chiesa. Questo ci viene raccontato e forse questa è una rappresentazione che va ovviamente spiegata. C'è una differenza, come sono con i tempi? 5 minuti dura. Allora, c'è una differenza, vedete, tra il corpo e il volto. Probabilmente questo volto è stato imposto allo scultore di ripetere un modello precedente, vecchio, non più utilizzabile, quindi di età, di gusto bizantino, e che è stato un po' riprodotto con una certa rigidità. Il 400 è il secolo dell'affresco. Qui io ho una serie di immagini perché credo che parlino più di tante cose. La chiesa di San Lorenzo, non sappiamo esattamente quando è stata edificata, eccetera, poi insomma nel testo troverete l'oratorio questo. Ci sono interventi di maestri diversi che secondo le regole non regole dei cantieri medievali, dove c'era un capomastro che faceva una parte, poi un altro cantiere, un altro gruppo procedeva, e quindi queste discrepanze, il soffitto è la cosa più vecchia perché come quando si dipinge si parte dall'alto, no? Mostrano delle differenze importanti. Dal punto di vista formale, vedete, dal punto di vista, ecco, della realtà dei fatti, questo è un frammento di uno dei montanti dei troni del primo maestro, e questo è un frammento di un'opera che c'è al Cinedese della stessa epoca, e vedete c'è una verità, una realtà nelle cose. Questo per dire la profondità teologica che c'è. Qui è Sant'Ambrogio con San Luca Evangelista e un'immagine, diciamo, della Natività, quindi ci raffigura il dottore della Chiesa riferendolo all'Evangelista, ai cui studi lui si è maggiormente dedicato, scrivendo anche degli inni, cioè il Vangelo di Luca, che è il Vangelo della Natività, e quindi viene raffigurata la Natività.
non è così immediato per noi, come dire, cattolici del 2000 arrivarci. Questo è quello più semplice, gli altri sono ancora più contorti. C'è una narrazione molto precisa, c'è una narrazione molto accesa nei colori, o che ci racconta lo stato sociale in base ai vestiti, tantissime particolari curatissimi, no? Proprio sono scene e narrazioni. Questo linguaggio è stato definito in modo molto brillante molti anni fa da Muraro del gotico devozionale, cioè un linguaggio gotico che nel periodo del tardo gotico, siamo appunto negli anni 30-40 del 400, sceglie un registro decorativo meno elegante forse, no, dal punto di vista della linea, però più chiaro nei contenuti. Le confraternite, gli ordini religiosi avevano bisogno, utilizzavano, secondo una norma, un gusto molto antico, questi dipinti per educare, per raccontare delle storie, per dire ai fedeli queste storie sono veramente avvenute, quindi le ambientavano nella loro epoca. Un pittore del 400 ambienta le storie di San Lorenzo nel 1400 a Serravalle, e il messaggio deve essere molto chiaro. Le linee gli arzigogoli troppo ricchi avrebbero distratto. Questo è il gotico devozionale, così è stato definito, le definizioni a volte servono. Ed è un linguaggio che c'è qui, dico non solo a Vittorio, ma nel territorio di terraferma, e che non troviamo a Venezia. Quindi una visita a Venezia, ovviamente per un turista è importante, ma una visita nel territorio è un'altra cosa, mostra altri linguaggi. Qui vi faccio vedere un'ipotesi che non si dovrebbe mai fare, ma insomma di come poteva essere questo fondo. Ovviamente è un po' di fantasia, perché esattamente questo tono d'azzurro no, prendetela per quello che è un gioco così, che ci aiuta ad immaginare. E poi va bene, altre immagini, vado avanti velocemente, ma credo che questo tipo di immagini estrapolate rendano la qualità. Non è l'unico elemento che abbiamo. Questa è la cappella, quella di destra è la Cappella Galletti, stesso linguaggio, storia di San Nicola, sarò velocissima, siamo 40 anni dopo più o meno, e lo stesso senso di mostrare la realtà di un interno di una casa, l'abbigliamento delle fanciulle, l'immagine legata alla narrazione della storia del santo, che non si fa vedere quando fa il dono alle fanciulle che non hanno la dote, e che è l'origine, appunto, lo sapete, di San Nicolò, che diventa Santa Claus e diventa Babbo Natale. Ecco, concludo 2 minuti davvero con questo discorso sulle arti minori. Allora, gli oggetti della liturgia, l'arte per la liturgia, tutto quello che noi abbiamo visto finora è arte sacra, ma oltre a questa ci sono ovviamente tantissimi oggetti rinnovati molte volte nel tempo, quindi è difficile trovare oggetti del 300, del 400 nel nostro territorio, perché se il legno si marcisce, gli argenti si fondono per farne degli altri o per altri motivi, ma magari meno nobili, per fonderli e venderli. Monsignor Timothy Verdon della diocesi di Firenze, un americano della diocesi di Firenze, dice che è fortunato colui che riesce a vedere le opere d'arte delle chiese quando hanno tutto il loro fornimento d'altare, quando c'è tutto, perché sono state pensate perché le opere d'arte fossero sopra l'altare, ma ci fosse la tovaglia, i candelieri, le candele accese, tutto quello che nelle varie epoche, a seconda delle riforme liturgiche, doveva essere importante. Okay? Noi questo è difficile per 1000 motivi. Abbiamo degli oggetti, io ne segnalo 2 su suggerimento ovviamente degli organizzatori di questi incontri, che ci testimoniano anche la munificenza dei vescovi per la cattedrale. Il vescovo Trevisan, che è questo omino raffigurato qui inginocchiato, che ci ha lasciato questa croce 1494. Il punto è che del 1494 molto probabilmente qui abbiamo questa bellissima immagine di San Tiziano in argento dorato fuso, però tutte le altre parti non sono originali, perché questo è un oggetto d'uso che sarà caduto a 1000 chirichetti dal 1492, quindi è stato reintegrato e anche con semplificazioni forse un po' troppo a tubo semplice, però
è l'idea di una trasmissione nei secoli anche di questo oggetto. Il nodo, ad esempio, porta lo stemma di un vescovo della metà del 600, quindi espressamente ci dice questo è un inserto del 600 ed è una testimonianza di altri interventi di altri vescovi. Stessa cosa per un'altra croce del Brevio, che ci ha lasciato molti oggetti in cattedrale, la statua che abbiamo visto prima, questa tavola eccetera, e questa è la croce di Francesco Brevio, che ha, vedete, è una croce d'altare, Francesco Brevi episcopi e conte cenedese, quindi siamo certi. Dall'altro lato c'è di nuovo il suo stemma che vi ho fatto vedere, e questo è il verso, quindi la parte dietro, dove ci sono questi dottori della chiesa a rilievo che sono strepitosi. Immaginate che l'altezza è 3,5 cm di quello che vi sto facendo vedere io, quindi molto piccoli. Questi santi, questi evangelisti che ci sono qui nel libro, che è grande 1 centimetro, dentro ci sono le righette per far capire che è un libro scritto, quindi opera di altissima oreficeria. E ultimamente, solo così come notizia, è stato trovato anche questo piatto elemosiniere che era in castello e che ha al centro questa piccola borchia, che è un bellissimo lavoro di incastonatura, sempre di Francesco Brevio, e quindi le scoperte continuano. Grazie. Dunque io vi introduco l'architetto Denardi, architetto, appena detto, libero professionista, ha curato i restauri di Palazzo Giustiniani, Palazzo Raccola, Palazzo Troyer, Collegio San Giuseppe, le nuove sistemazioni del Museo del Cenedese, il restauro di Villa Croce, questo in collaborazione con altri del Vitorese. Si interessa di storia locale e ha al suo attivo varie pubblicazioni, con particolare attenzione alla ricostruzione documentata di luoghi e manufatti perduti. Esempio il Monte dei Pegni di Serravalle, le fortificazioni e l'antica cattedrale di Ceneda. È coautore con Giovanni Tomasi della pubblicazione L'Agro Centuriato Cenedese. Dal 1984 è membro della Commissione diocesana per l'arte sacra. Buongiorno a tutti, una piccola introduzione, vado subito, del territorio di cui parleremo. Se osserviamo la conformazione geologica del territorio nel quale ci troviamo, notiamo le modellazioni del ghiacciaio del Piave, le caratteristiche lineazioni di colline moreniche, con un ampio anfiteatro e la stretta fenditura di Serravalle che ne permette lo svalicamento dalla pianura verso il nord. La natura ha creato il contesto nel quale l'uomo trasforma il territorio a proprio beneficio e nel punto più favorevole si coagula la città. Essa è chiamata a rispondere alle necessità primarie dei suoi abitanti, la salubrità dell'abitare, la sicurezza militare, la presenza di acqua e terra da coltivare, le infrastrutture per i commerci, i luoghi dove ci si relaziona, eccetera. I segni nel territorio, dapprima labili, qualche strada, qualche edificio, qualche chiesa, si consolidano nel tempo e in un continuo divenire si cristallizzano in luoghi ed edifici monumentali, siano essi palazzi della comunità, case di famiglie abbienti grazie al loro ingegno imprenditoriale, luoghi singolari per il ritrovo della comunità, edifici religiosi dove la fede si materializza in opere d'arte, eccetera. E così la città costruisce la propria singolare storia culturale che si materializza in storia fisica, in come è fatta, perché si è sviluppata in quel modo e perché è diversa dalle altre città.
In questa occasione c'è solo il tempo per brevi flash sugli aspetti fisici di Vittorio Veneto a circoscrivere sinteticamente una tematica molto complessa. Questa è la prima carta tematica. Mi dispiace che il formato dell'immagine non sia regolare perché è molto schiacciato, probabilmente dipende anche dall'impostazione del computer, per cui c'è una deformazione che allarga l'immagine e la stringe dall'alto in basso. Le mappe tematiche sono indispensabili per capire dove vengono indicate, diciamo, le emergenze e i contesti monumentali che nella città di Vittorio Veneto c'è una lista che è indicata nella parte sinistra. Comunque farò alcuni esempi, perché i contesti monumentali sono delle icone territoriali, quindi vanno oltre il singolo edificio, non è solo estetico ma risponde a diversi requisiti. Le icone territoriali, per esempio, sono le crinali delle pareti rocciose, il Monte Altare, Piazza Flaminio nel suo insieme è un contesto monumentale, eccetera, per cui c'è tutta una serie di evidenze che io ho indicato nella mappa, e queste sono dei landmark, cioè i punti cruciali di riferimento visivo, un contesto facilmente riconoscibile e utile per l'orientamento di chi ancora non conosce tale territorio. Ad esempio sono contesti monumentali i parchi, i viali, i siti iconici, cioè Sant'Augusta, San Paolo, Monte Altare, il Meschio e le cerchie fortificate. Anche aree archeologiche, nel caso della zona archeologica di Piazza Meschio, che in questa sede non viene illustrata, oppure le tracce della centuriazione antica che qui in questa mappa ho indicato. Anche i borghi sparsi fanno parte di questi contesti monumentali. Naturalmente queste cartine verranno pubblicate nel libro, degli atti che verranno, e quindi saranno leggibili allora e più facilmente si troveranno tutti i riferimenti. Ho indicato la viabilità storica principale, la viabilità moderna, le tracce della centuriazione e alcune altre cose. Andiamo avanti. Ora passiamo alle le mappe che riguardano Serravalle e Ceneda, la prima di Serravalle e anche la seconda, che per analogia la vediamo, quindi andiamo avanti a Ceneda. Qui ho indicato invece quelli che possono essere scelti tra tanti, dei palazzi o di edifici manufatti monumentali, quindi quelli che sono un po' il tema di questo incontro. Naturalmente è una scelta. Noi abbiamo individuato assieme appunto al circolo una trentina di edifici a Ceneda e altrettanti a Serravalle, che in queste cartine sono suddivisi per epoca di costruzione, per la loro denominazione, la loro localizzazione, e quindi diciamo che sono identificabili anche i contesti dove si percepisce, non so se si vede, il marroncino determina quelle aree dove il centro storico viene proprio percepito come essere al suo interno, il che non è in altre zone della città. Andiamo avanti. In questi contesti monumentali, questi edifici monumentali vengono caratterizzati dai loro attributi. Quindi in questa sezione che sto presentando sto passando in rassegna molto velocemente degli esempi che sono in città e che rappresentano l'epoca in cui sono stati edificati. A volte il periodo di costruzione risulta storicamente determinabile da fonti di archivio di edifici più importanti, come nel caso del Palazzo della Comunità, di cui sappiamo le date precise, il Palazzo della Loggia dove siamo ora e la Cattedrale di Ceneda. In mancanza di fonti scritte ci aiutano gli elementi decorativi, o se vogliamo gli attributi quali stipiti, portali, cornicioni, lesene, cioè effimeri tutto sommato, in quanto non strettamente necessaria la statica, ma che impreziosiscono le facciate di un palazzo o di un edificio collettivo, civile o religioso, segno della ricchezza di chi l'ha realizzato o della classe di potere che l'ha voluto.
permettendo così un'attendibile datazione, essendo essi attributi il riflesso del gusto stilistico di un determinato periodo storico. Al contrario, risulta difficile collocare storicamente l'edilizia minore, dove possono mancare quegli attributi, e pertanto i margini di sicurezza vedono gli intervalli di tempo molto lunghi, spesso di un secolo. Piuttosto è d'aiuto il degrado del materiale lapideo, che a differenza del legno dell'intonaco più raramente è stato sostituito o rinnovato. Penso appunto alla facciata delle case, abbiamo delle edilizie storiche molto importanti che si sono conservate, ma anche qui conta la completezza del materiale, pietra dura o pietra tenera, ad esempio pietra dolce di natura calcarea, e comunque bisogna anche considerare l'eventualità del loro reimpiego. Passiamo in rassegna, ho indicato con una barra sotto, si vede il periodo grossolano, senza diciamo precisare troppo la nascita o la fine di un certo periodo, di un certo stile storico. Qui siamo nel romanico, un esempio è la chiesa di Sant'Andrea, nella sua, qui ho indicato alcune immagini della chiesa, e sotto abbiamo un capitello, al centro abbiamo un capitello che era nella chiesa dell'uomo di Serravalle, che ora non esiste più, e sulla destra, nel retro dell'edificio ex Monte dei Pegni, è una burella dove appunto si denotano degli attributi tipicamente romanici. In ogni pagina, diciamo così, ho indicato sinteticamente le caratteristiche, le forme essenziali, pieni, domino sui vuoti, la copertura con capriate lignee e a volte a crociera, pensando all'edificio sacro, capitelli scolpiti con forme vegetali volutamente distanti dagli stili antichi, come possono essere il dorico, lo ionico, il corinzio, totalmente diversi, archi e finestre a sesto semicircolare. Andiamo avanti. Per il gotico, diciamo che due esempi diciamo che tutti conosciamo, il palazzo della comunità di Serravalle e il palazzo Casoni, via Casoni. Ecco, questi possono essere tipici, che vanno dal 200 al 400, come un periodo abbastanza lungo, e quindi diciamo che questo stile gotico esalta la leggerezza. Infatti nel centro si vedono le finestre a bifora o polifora con colonnine leggere e archi lobati a lancetta, cioè con appuntiti nella parte superiore, aperture con archi a sesto acuto come nell'esempio di destra Palazzo Casoni, cornicione d'archetti come vediamo anche nel cornicione di Palazzo Casoni, che è tipico di questa epoca. Avanti. Successivamente abbiamo uno stile rinascimentale, che è anche questo un primo rinascimento, un tardo rinascimento. Diciamo che nel primo rinascimento, nel 400, un esempio tipico dell'epoca è in piazza Flaminio, il Palazzo Cesana, dove c'è la farmacia per così dire, e a destra abbiamo un tardo 500 che è il Palazzo Luccheschi, sempre in via Cavour, a Serravalle. È molto importante, molto grande anche. Quindi qui si ritorna in questo periodo dal 400 al 600 circa, si ritorna all'architettura classica antica. Nel 400 le finestre sono con arco e cornice a tutto sesto, come abbiamo visto nell'edificio meno recente, quello di sinistra, e l'utilizzo plastico dell'intonaco al posto della pietra, come nel Bugnato. E qui il Palladio, diciamo, ha lasciato molti esempi dell'epoca, utilizzando proprio, costruendo i bugnati con l'intonaco e non con la pietra. Le simmetrie rigorose, e nel periodo tardo diciamo, i pilastri sono anche decorativi, quindi ricavati a lesena, quindi si evidenziano nella superficie. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo un 600 che diciamo il 600, pur non avendo esempi qui diciamo scusate, pur non essendoci in città esempi di barocco, perché siamo nel barocco dal 600 al 700, tout court, con piante risoidali come abbiamo a Roma, abbiamo molti esempi di barocco in giro in Italia, pensando al barocco italiano, linee sinuose, ridondanze decorative. Pur non essendoci questi esempi qui in città, ho segnalato comunque due edifici in quanto costruiti nel 600, perché di questo ci sono documentazioni. Questi sono Palazzo Altan, che è qui a Ceneda, di cui si nota la monumentalità e il pathos, nel senso che è anche si evidenziano volutamente con questo gigantismo, diciamo così, degli elementi. Per gli interni, che qui non ho
documentato, ci sono ricchezze della decorazione che nello stile barocco poi sfoceranno nel rococò. E la cappella della Santa Croce, che è la cappella di Palazzo Menucci sulla destra, ecco, nella cimase in alto si notano alcuni riferimenti, diciamo, tipici del barocco, come queste linee sinuose della parte superiore, e comunque anche qui, diciamo, viene documentata che la costruzione è di questo periodo. Andiamo avanti. E per il periodo neoclassico, cioè del Settecento, abbiamo anche qui un pieno Settecento e un tardo, perché il Settecento, questo stile si prolunga fino alla metà dell'Ottocento, del 1800. Un esempio molto bello è il Palazzo Giuliani, ora sede della Curia Vescovile, si commenta da sé appunto perché abbiamo un ritorno alla purezza dello stile dell'antichità classica. E anche come reazione, l'ho scritto, alla decorazione e all'enfasi del Rococò, che era l'ultimo periodo del barocco dove si esagerava, addirittura le forme dell'architettura erano nascoste, diciamo così, potevano essere nascoste dalle decorazioni e dalle aggiunte, insomma, faceva parte dello stile. Quindi questa reazione al Rococò si evidenzia e ancora di più nel rigore. Sulla destra vediamo il Teatro da Ponte, che è del 1842, quindi un rigore nello stile del tardo, quindi detto anche lo stile impero, dove la forma diventa veramente rigorosa. Andiamo avanti. Qui c'è un salto, diciamo, perché si va allo stile eclettico, che è tipico della seconda metà dell'Ottocento. Abbiamo molti esempi in città, ne ho scelti due che indicano più di altri, diciamo, l'evidenza di queste caratteristiche, che innanzitutto la perdita, l'abbandono della simmetria voluta, perché questi edifici non sono costruiti con una destra e una sinistra come nello stile classico, quindi c'è una libertà, diciamo, in pianta e anche in alzato, per cui si abbandona la simmetria, si utilizzano più stili contemporaneamente. Qui ecco lo stile eclettico si evidenzia per questo. Si citano i castelli medievali come nelle torrette sopra il tetto, sia alla sinistra nella villa in Viale della Vittoria, quella rossa, diciamo, la foto è un po' bruciata però è rossa, e a destra c'è la Villa Croce invece, che è datata nel 1903, dove queste evidenze, guardando bene, queste somme di stili si vedono. Molto interessante e importante per questo periodo è l'abuso della pietra artificiale tramite stampi con malte cementizie. Infatti nell'Ottocento questo sarà di grande sviluppo, perché prima di tutto, ecco, c'è un particolare al centro che è una delle finestre di Villa Croce. Con questa tecnica si possono imitare, anzi rendere diciamo ancora più elaborate, diciamo, queste decorazioni, che sono cornici, lesene, archi. Infatti le malte cementizie avevano un vero e proprio picco di utilizzo in architettura, divenendo più usate della pietra stessa, ad esempio nelle decorazioni dei palazzi civili. Tra i vantaggi c'era la possibilità di creare elementi più sporgenti che nella pietra, una maggiore resistenza al degrado e, non da ultimo, un costo molto inferiore a quello del materiale lapideo. Andiamo avanti ancora nella storia, arriviamo ai primi del Novecento, il primo ventennio, con lo stile floreale, detto Liberty. Abbiamo pochi esempi in città, però due esempi sono sotto gli occhi di tutti. Siamo in via Cavour, nella sinistra, angolo via Pagliarin, e questo stile si differenzia per linee ondulate e spesso asimmetriche, nonostante che qui ci sia una simmetria, diciamo, in questi due edifici. Non imita i movimenti storici ed è quindi il primo movimento moderno, il Liberty. Le decorazioni con elementi naturalistici e stilizzati sono sintetizzate nelle decorazioni. Andiamo avanti, ed ora è uno stile più moderno, lo stile razionalista. Qui ho portato due esempi, uno è molto bello perché è la villa Casa Salvadoretti, e in questo stile, come si vede, insomma, i volumi sono squadrati, mancano decorazioni, le coperture sono volutamente, sono le coperture piane, corpi aggettanti a sbalzo e l'utilizzo di nuove tecniche e materiali come il cemento armato e l'acciaio. Si vede nella colonnina,
sinistra, adesso qui purtroppo non si vede, c'è una colonnina in acciaio molto esile che sostiene lo sbalzo, il notevole sbalzo sulla sinistra della casa. Poi nella parte sotto ho indicato l'Asina Viscosa, che sono gli stabilimenti, diciamo, in via appunto Marinotti, con l'annesso asilo Piccola Resi. Sono opere degli anni 50 che però sono, diciamo, state recuperate recentemente e che denotano lo stile tipico dell'epoca. Ecco, ora, mentre nel volume finale raccoglierò i contributi di tutte le lezioni, quello che riguarda il mio contributo, diciamo, vedrà delle schede illustrative per tutti gli edifici monumentali che ho segnalato prima, e che qui porterò solo 2 esempi, così, per dare appunto 2 esempi di edificio. Questi si noterà che nelle mappe, che comunque non ho evidenziato, cose che non ho evidenziato, c'è un vuoto per quello che riguarda l'analisi della parte del centro città, che è Vittorio Veneto nel 1866 è stato appunto unificato il Cenere del Serravalle, e non ho evidenziato questi edifici che pure ci sono, perché so che l'architetto Franco Posocco più avanti terrà appunto una lezione dedicata, e quindi rinvio a queste lezioni. Diciamo che per quello che riguarda questi due esempi mi sono rifatto a notizie storiche per quanto riguarda il primo, di cui parlerò, che è il Palazzo della Comunità, e una breve descrizione del palazzo, che è collocato sul lato occidentale di Piazza Flaminio, dominandola dall'imbocco di via Roma, in posizione leggermente elevata. È costituito da 2 piani principali, affiancato dalla torre civica al piano terreno c'è una grande loggia, in origine aperta verso l'esterno, e al piano superiore la grande sala detta del Maggior Consiglio. Al piano terreno, dietro le 5 arcate interne, un'ampia scalinata collega i 2 livelli. Questo ha costituito dall'origine il luogo della comunità, documentato fin dal 1260, dove potevano riunirsi liberi uomini, questa è una definizione di Giovanni Tomasi, costruito nel borgo inferiore, quindi in un luogo fuori dalle mura, extramenia, distinto dal luogo del potere che era collocato invece intramenia, su nel castrum, dentro le mura. Scusate, torno indietro perché sono andato oltre. Ecco, fu ristrutturato completamente nel 1462 al 76, quando sopra l'impianto romanico, si vede, diciamo, del fronte anche, come indicano gli archi a tutto sesto della facciata, la parte inferiore, si ricostruì la parte superiore ornandola con pitture con polifore gotiche, arricchendo l'intero fronte con gli affreschi di Dario da Treviso. Anche la torre civica sporgente della facciata, con la parte terminale romanica, fa sicuramente parte dell'impianto antico. Sono notevoli i 2 grandi, torniamo un attimo indietro a vederli, i 2 grandi quadranti di orologio, dei quali l'inferiore è del 1334, che è uno dei più antichi d'Europa. All'interno della loggia, la vediamo in 3 piccole immagini sotto, al piano terra ci sono 2 grandi affreschi cinquecenteschi di Francesco da Milano, come pure nella sala del piano superiore vi sono dipinti celebrativi sulle testate e gli stemmi dei podestà lungo le pareti. Il palazzo fu municipio di Serravalle dal 1808 al 1866, anno dell'unificazione con Ceneda per istituire la moderna Vittorio Veneto, e rimase per lungo tempo abbandonato fino al 1938, quando accolse il Museo del Cenedese, istituito per iniziativa e forte volontà dell'ingegnere Francesco Troyer, il quale peraltro morì 2 anni prima senza vederne la nascita. Nel 1996 l'allestimento del Troyer, qui ho 2 piccole immagini a sinistra e al centro, che risentiva quindi questo allestimento di criteri superati, fu completamente rinnovato, dotando la loggia di una vetrata del tutto indipendente volutamente dagli elementi originali, che rende così più fruibile anche nelle stagioni fredde, mentre prima era completamente aperta. E nella slide, nella vista superiore, si vede che la facciata è completamente quasi ricoperta, a parte gli affreschi quasi la decorazione quasi di tessuto che
Dario da Treviso ha fatto, sono incastonate moltissime stemmi, lapidi, iscrizioni che ci ricordano chi resse la comunità di Serravalle nel tempo e quando e per quanto tempo. Un secondo esempio, siamo con i tempi? Il secondo esempio è della cattedrale, che è proprio qui. Qui si vede la facciata e a destra c'è la pianta. La pianta forse non si vede perché qui siamo veramente in piccolo, c'è un contorno tratteggiato in rosa che diciamo è il contorno dell'antico Duomo, il Duomo romanico, del quale ora brevemente parlerò perché è importante. La cattedrale della diocesi di Vittorio Veneto, dedicata a Santa Maria Assunta, è una grande chiesa a tre navate, a croce latina, con transetto, presbiterio rialzato con abside semicircolare e sottostante cripta. Fu costruita a Ceneda nella seconda metà del secolo XVIII, del Settecento, in stile neoclassico, sopra lo stesso sito di un duomo romanico preesistente, che a sua volta aveva sostituito chiese precedenti ivi documentate fin dal V secolo. Perché fu abbattuto il Duomo romanico ed edificato nel 1199? Ecco, il motivo principale che ne decretò la demolizione dell'illustre edificio fu la grave situazione idrogeologica che da tempo aveva interessato le fondamenta, soprattutto della parte settentrionale. Tale situazione, sempre attiva, era provocata dal continuo gonfiarsi e sgonfiarsi del terreno dovuto alla grande quantità d'acqua che dal monte, scendendo verso la piazza, incontrava il fianco della cattedrale, tanto che il dissesto generale ormai era divenuto così drammatico da pretendere una soluzione definitiva, finché in quel 1740, alla venuta del vescovo Lorenzo da Ponte, se ne decise l'abbattimento. Già al tempo e in seguito molti, passiamo alla slide successiva perché così vediamo di cosa stiamo parlando, già al tempo in seguito molti uomini di cultura furono amareggiati di fronte alla perdita di tante antichità e memorie, dalle prime demolizioni del 1748 fino al 1765 con l'abbattimento del vecchio coro. Per brevità mi soffermerò solo su alcuni aspetti solitamente poco noti che caratterizzano le fasi del passaggio tra il vecchio e il nuovo edificio. Le tre fonti basilari di questa indagine sono stati i progetti originali del Conte Scotti, che si vedono in questa slide a sinistra, si vede la pianta e si vede la facciata, che sono inseriti in un volume conservato nella Biblioteca Comunale di Treviso che riporta le sue opere da architetto. Una seconda fonte sono le polizze e i contratti dal 1741 al 1762 per la costruzione della nuova cattedrale, e questo libro è stato tenuto di proprio pugno dal vescovo Lorenzo da Ponte, si direbbe ora che aveva il mal di Apiera questo vescovo, perché ha proprio raccolto tutti i contratti e poi di suo pugno ha scritto tutte le spese riguardanti, è molto corposo questo, si vede una pagina di questo manoscritto ed è conservato nell'archivio della Curia. È ricchissimo di informazioni tecniche sulla cronologia, la sequenza delle operazioni quindi fatte, di lavori svolti durante la costruzione e anche, riporta anche le spese per la demolizione dell'edificio preesistente. Un'altra fonte sono le memorie del canonico Dal Molin della fine del Settecento, che riporta tantissime informazioni che se no sarebbero perdute. Questo manoscritto ho avuto la fortuna di fotocopiare molti anni fa interamente, in tempo prima che il manoscritto venisse trafugato e in me non più ritrovato nella nota vicenda di anni or sono, però esistono le mie fotocopie per fortuna, e che fornirò appunto ho promesso alla biblioteca che fornirò un PDF con la scansione di perché riguardano anche molte altre memorie della diocesi, non solo quella della cattedrale, che diciamo è limitata ad alcune pagine, alcune informazioni molto molto interessanti, soprattutto sul passaggio tra vecchio e nuovo. E qui qualche numero significativo per il raffronto col vecchio Duomo, che ho indicato qui, non so se si vede, con un tratteggio diciamo rosa, rosso-rosa.
Quindi la cattedrale attuale misura 68 metri di lunghezza, quindi non poco, per 35 di larghezza massima al transetto, ed ha una superficie, escluse sacrestie e torre campanaria, di 1800 metri quadrati, mentre il vecchio Duomo romanico misurava 50 metri per 23 ed aveva una superficie di 1040 metri quadrati, e dunque era più del 40% più piccolo dell'attuale, tanto da potervi essere contenuto. E vedremo poi la grande importanza di questa caratteristica, che era determinante poter sussistere dentro il nuovo Duomo. L'altezza all'apice del nuovo Duomo è di 28 metri, quindi non poco, e il soffitto invece è 18 metri dal pavimento. Riporto alcune annotazioni dello Scotti che a margine del progetto annota che doveva mantenere delle caratteristiche del vecchio Duomo, quindi l'orientamento principale, come è stato fatto, la posizione e i livelli della cripta che si voleva nello sito antico, il mantenimento delle sepolture dei vescovi nel transetto, che sono ancora sul nuovo pavimento, che nel 1584 il cardinale della Torre fece scavare tra le cappelle del coro di mezzo, che ancora oggi si trova coperta dall'altare provvisorio ai piedi della gradinata che porta al presbiterio. Un altro elemento che doveva essere basilare era, come dicevo prima, contenere il vecchio Duomo dentro il nuovo. Perché? Perché misurare l'esatta posizione delle pilastrature, degli elementi murari del vecchio Duomo, per poter costruire le nuove strutture all'infuori delle vecchie, che contemporaneamente ai lavori della costruzione dovevano continuare a funzionare. Pertanto il vecchio Duomo ha continuato mentre era in costruzione anche quello nuovo. E finché, per un certo tempo, finché quello vecchio si demolì quasi del tutto nel 1748, quando le fiancate e la facciata nuova erano già costruite. Altre notizie vengono ancora da Scotti, e queste sono ancora più interessanti, perché dice che i cenedesi insistettero che venisse conservato il campanile, che lui voleva demolire, e per fortuna i cenedesi ebbero la meglio. Infatti in questa slide si vede nella pianta che il progetto di Scotti non prevede la conservazione del campanile, perché c'è una cappella nel transetto che deborda, diciamo, che va a occupare parte del suo sedime. Per fortuna, diciamo, i cenedesi hanno vinto queste battaglie mantenendo la torre campanaria. E poi anche un'altra caratteristica del vecchio Duomo è che si saliva dei gradini dalla piazza e si scendeva nel vecchio Duomo, e questa antichità ha tutto il potere. Mi sono adoperato, dice Scotti, per ridurre a un medesimo livello i due differenti piani. Infatti l'antico dislivello tra navata e transetto non mi è sortito di persuadere chi presiede la fabbrica, non assentendo quel capitolo che si è elevata all'ordire quell'antichità. Pertanto Scotti voleva fare tutto un pavimento, mentre i cenedesi infatti volevano mantenere l'antichità, ma si vede anche nella pianta, perché nel progetto di Scotti si nota che qui, ecco con il mouse, ci sono dei gradini che nel nuovo Duomo non ci sono più, che fanno capire che il transetto era più alto del pavimento, che rimaneva più in basso. Invece poi l'ha vinta Scotti su questo. E all'interno un'altra cosa che si può dire è che diciamo rispetto alla nuova costruzione, nel 1747, forse ho scritto qui, sì, la data è giusta, venne deciso di aumentare la lunghezza del nuovo Duomo, perché, come osserviamo nella slide precedente, ma non torno più indietro, il Duomo attuale è di una campata più lungo, e questo infatti nel progetto Scotti non c'è, perché il progetto Scotti prevedeva che il Duomo avesse queste le 3 campate, mentre in effetti ne ha 4. Il capitolo si accorse di questo inconveniente e voleva che il Duomo fosse più grande. Pertanto, mentre era già stata costruiti i 2 portali laterali, si decise di allungare la chiesa, come infatti è stato fatto, e quindi lo Scotti dovette, diciamo, modificare il suo progetto. All'interno vennero comunque conservate le preziose pale lignee e le tele d'altare, e ricollocate in nuovi manufatti più recenti, quelli che ci sono ora, di ricchi marmi che risalgono al 700 anche all'800, e furono acquistati in chiese di Venezia soppresse durante l'occupazione napoleonica.
Però l'opera più insigne, che è l'incoronazione della Vergine, andiamo avanti, un'incoronazione, ecco, questa slide qua, diciamo, riporta la cattedrale di Scotti mentre era in costruzione. In alto a sinistra c'è la facciata originale nel suo disegno, che doveva essere il progetto esecutivo, infatti viene conservato non a Treviso ma qui a Ceneda, e doveva essere il disegno che le maestranze hanno avuto per poter costruire la facciata. La stessa comunque non è stata completata all'epoca, perché si vede nella slide, nell'immagine in alto nel centro, è tratta dalla famosa veduta di Giampiccoli, che poi forse non abbiamo tempo di vedere, ma che è famosissima, dove si vede la cattedrale, con la facciata della cattedrale è ancora incompleta, perché così era nel 1788. Infatti è stata completata solo nel 1906, e questa fotografia sotto, oltre il 1906, perché questa è la fotografia proprio del 1906 dove si vede che è ancora incompleta. E poi venne completata negli anni successivi, e si riporta, adesso non so, qualcuno me l'ha detto ma non so dove sia la documentazione, che i senedesi non vogliamo la slama, perché la slama doveva essere predicato, insomma, l'ipotesi di fare la facciata con la pietra artificiale, come si vede in molte ville, diciamo così, che prevedeva l'uso del cemento sugli stampi. I senedesi dicono no, non vogliamo la slama, vogliamo la pietra, e pertanto la facciata è stata 5 minuti, perfetto. Allora, l'incoronazione, andiamo oltre perché vediamo l'ultima slide, insomma quella più importante, per l'interno della cattedrale, dove vediamo, dove si può dire che l'opera più insigne, che era l'incoronazione della Vergine in Paradiso con l'offerente, il vescovo Correr, era stata dipinta da Jacobello del Fiore nel 1438, un anno prima della morte. Fu sostituita dalla pala del Novelli, che è quella che esiste in fondo al presbiterio, nel 1797. Quella di Jacobello, rimasta fino a quell'anno nel nuovo Duomo, quindi era stata conservata come pala, fu rimossa però dalla chiesa e riposta nelle sagrestie quando fu fatta quella del Novelli. Fu venduta nel 1882, quindi per lungo tempo è rimasta nelle sagrestie, e si pensa per necessità economiche, e fu venduta alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dove è tuttora visibile e magnificamente restaurata. Qui ci sono due particolari sotto. Era un'opera di grandi dimensioni, perché era larga 3 metri per quasi 3 metri di altezza. Dei vecchi altari in legno scolpito e altri arredi preesistenti, come ad esempio un grande crocifisso in legno, non si hanno che pochissime notizie nei libri massari a partire dal secolo XV, dove se ne documenta l'esistenza e ne riportare le spese per la riparazione. C'è notizia che il vescovo da Ponte determinò anche, ecco qui l'ho già detto, di allungare il nuovo Duomo, perché si riteneva che quello del progetto dello Scotti fosse limitato in lunghezza. E così che il portale settentrionale appunto era stato smontato. Qui avrei finito quello che riguarda l'attinenza vera e propria alla mia relazione sugli edifici monumentali. Ho riportato 2 esempi, avevo una serie di altre cose da far vedere, che peraltro fanno parte della storia della città e che fanno parte della mia esperienza di anni passati, sia come professionista che come storico. Ripasso in rassegna molto velocemente. Nel libro di Tranchini De Zorzi, Monte dei Pegni, c'è una ricostruzione di una situazione che poi è stata nel 1677 è stata alterata, perché è stato unito l'edificio. Forse non so se si vede, comunque c'è una ricostruzione di una burella con riporto di alcune finestre gotiche che sono state trovate nell'interno. Andiamo avanti. Qui nell'esempio successivo, Palazzo Racola Troyer, che per chi appunto non lo sapesse, anche perché è difficile per chi passa vedere e notare questa differenza, abbiamo che la parte destra del palazzo è la parte originale del 1469, con le sculture, magnifiche sculture gotiche, tardogotiche diciamo così, mentre la parte sinistra, la metà sinistra, è stata ricostruita dall'ingegnere Francesco Troyer, che aveva acquistato probabilmente l'immobile, perché ha sostituito questa parte sinistra un palazzetto del 600,
probabilmente del 600, che si vede in questa fotografia, diciamo, sulla sinistra, per cui si vede una fotografia prima della ricostruzione. E però siccome tutto quanto il cornicione in archetti si era conservato da quel presumibile incendio del 1600, lui ha dedotto che il palazzo doveva essere uguale, simile, insomma, uguale a quello che si vedeva nella parte destra, e pertanto lui nel 1913 l'ha proprio ricostruito in questo modo. Quindi la facciata con pietra scolpita e quant'altro è stata, se fosse adesso la soprintendenza direbbe non vai a toccare un palazzo seicentesco, però lui ha potuto farlo, e diciamo così, nel bene e nel male, questo è quello che abbiamo. Abbiamo qualche esempio di Ceneda, le portelle nell'organo che era nel vecchio Duomo. Pomponio Amalteo diciamo, ha ricostruito i luoghi, e quindi questi sono serviti per la ricostruzione un po' della storia di Ceneda. Andiamo avanti. Poi c'è un altro esempio che è, questo sarebbe molto importante, perché il vecchio Duomo di Serravalle, che grazie a una supplica del 1744, che si vede sulla sinistra, dove abbiamo una piantina del Duomo, e io ho fatto una ricostruzione, diciamo, virtuale, per così dire, che si vede sulla destra, dove ho anche dove ho anche collocato la pala di Tiziano, che doveva essere collocata, diciamo, nell'abside del vecchio Duomo, era collocata quindi in posizione diversa da come è adesso, in una situazione diversa da come la vediamo. Qui in basso vediamo anche un raffronto tra le due. Andiamo oltre, ecco, alcune cose, queste ci terrei perché alcune trasformazioni di edifici anche monumentali passano anche attraverso delle demolizioni o delle perdite. Io ho detto perdite illustri perché prima di tutto sono monumentali e anche per l'importanza storica che hanno. Quella in alto è la porta del Terraglio, che era a fianco del Duomo antico, e che per esigenze di traffico, essendo il Duomo quello attuale più grande, doveva essere abbattuta, altrimenti non consentiva il passaggio. Questo è l'abbattimento della porta. Sotto vediamo le architetture umbertine, tanti si ricorderanno del Caffè Unione, che è stato sostituito, come sappiamo. E a destra abbiamo Piazzetta Salsa, dove c'era un palazzetto, diciamo, ottocentesco, diciamo così, comunque molto bello. Successivamente passiamo avanti, abbiamo il palazzone di Talamini, che occupa l'area di un edificio, per quanto non, diciamo, eccelso come tipo di architettura, però molto importante, perché era una casa costruita dai Ghirlanduzzi, che erano intagliatori del legno e che hanno lasciato opere importanti in diocesi, e quindi qui vediamo documentato in vecchie fotografie. Ecco, per ultimo vorrei far vedere che gli sfregi, diciamo così, consentiti negli anni 60 passano anche attraverso appunto queste che si sacrifica al consumismo, che sono le vetrine di alcuni edifici settecenteschi o anche precedenti, che ahimè caratterizzano un po', che sono rimaste e che la soprintendenza ha consentito, perché senza di loro vediamo nel centro l'edificio, diciamo, tra quelli più importanti, anche perché è la casa natale di Lorenzo da Ponte, scoperta appunto 2 anni fa, e che ahimè appunto ha queste 2 vetrine al piano terreno. Ecco, sulla destra in alto, non so se si vede, è una mia ricostruzione in base a un disegno del 1773 di come doveva essere la facciata di questo edificio, che adesso, come si vede, è così. Come ultimissima è la demolizione di via Salsa, che negli anni 20 si vede, forse non si vede bene, ma comunque gli edifici che vediamo in via Manin, che era via Salsa storicamente, sono stati costruiti nel 1920 e successivi al posto di edifici che venivano più sulla strada, quindi era come uno stretto di Salsa. Lo stretto di Salsa attuale doveva essere anche questo allargato, però per fortuna non è stato allargato, e questa via Manin era un po' stretta come lo stretto di Salsa. Questi edifici sono stati demoliti, e quindi quello che vediamo sono del 1920. Ok, basta, perché non abbiamo tempo di vedere altre cose. Comunque ringrazio tutti e così, ho finito, grazie.
detto Denardi. Vi volevo segnalare che il 10 ottobre avremo la prossima serie di lezioni, periodo veneziano 1337-1797. La prima parte del periodo veneziano, che è diviso in due, avremo la dottoressa Irene Spada che ci parlerà di Serravalle, il dottor Giovanni Tommasi e il dottor Giuseppe Palugan parleranno delle strutture sanitarie secoli XIII-XX, e il dottor Giampaolo Zagonel che ci parlerà della letteratura vittoriese. Speriamo di rivederci tutti in questa occasione. Grazie per la vostra presenza e a presto. Scusate, se sabato prossimo non c'è niente del circolo, però in questa sala penso di interpretare anche il desiderio dell'assessore. Sarà ospite il professor Danilo Gasparini, che insegna storia dell'agricoltura e dell'alimentazione a Padova e a Ca' Foscari, che presenta una relazione di un linguista svizzero che si chiama Paul Scheuermeier, che fotografa anche, tra l'altro, il nostro territorio tra il 1921 e 22, quindi va dai contadini e fa dei questionari e ci racconterà questo percorso. Questo viene a valorizzare insomma una piccola inaugurazione che viene fatta qui per un percorso all'interno del Museo della Battaglia, che parlerà proprio degli anni dal 19 al 21, e quindi la fortuna di questa relazione che fotografa proprio quel momento, per cui se un sabato che avete libero dal circolo qui iscrivetevi e c'è posto. Grazie.